Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, non fa mistero di trasformarsi in impiegata dell'anagrafe quando il suo dipendente è assente o malato. Fa di necessità virtù. I sempre minori trasferimenti dallo Stato e il federalismo fiscale, che non c'è, costringono i primi cittadini veneti a prestazioni fuori dall'ordinario. Come questa. Il trasporto scolastico costava al suo comune 3.500 euro l'anno e il pulmino comprato, rinunciando all'indennità di sindaco, assessori e consiglieri, restava spesso fermo. Alle 8:10 devo essere a prendere l'accompagnatrice, perché c'è l'accompagnatrice, poi andare a prendere questi 6-7 bambini e portarli a scuola materna. Scusi sindaco, lei fa questo per 6-7 bambini? Sì, sono 6-7 bambini che sarebbero costretti a casa. Pasqualin, 72 anni, in pensione, originario di Ospedaletto Euganeo nel Padovano, ex sindaco DC dall'80 al 90 e al quarto mandato. Alle ultime elezioni ha preso il 71% dei voti. I suoi ragazzi gli vogliono bene come un nonno. Uno di loro gli ha già detto che vuole fare il sindaco. E se lei è malato, chi la sostituisce alla guida del pulmino? C'è il vice sindaco. Forse perché assomiglia moltissimo al leader dei nomadi Beppe Carletti, Pasqualin emana simpatia e serenità. È un convinto sostenitore della fusione dei comuni piccoli, come il suo. Addio poltrona di sindaco, anche di autista però a sto punto. Per l'amor di Dio, magari che fosse solo questo. Se il Parlamento e il governo fossero formati dai sindaci dei piccoli comuni, le cose cambierebbero e come.